Riparte da Cagliari la caccia alla prima vittoria stagionale esterna del Globo Giulianova 85. Con il saluto da Mauro Farris per Direttasport.it. Siamo con il presidente di Giulianova, Carlo Tribugliani, che fortemente ha voluto questa diretta streaming per portare la pallacanestro di Giulianova a Giulianova in questa gara così importante. Dicevo, a caccia della quarta vittoria, della prima vittoria stagionale esterna, che cosa sta mancando lontano da casa? Diciamo che nella prima partita è mancata un po' di fortuna, perché proprio abbiamo perso negli ultimi secondi della gara dopo averla condotta per lunghi tratti. Domenica a San Del Piglio diciamo che negli ultimi 2 minuti è successo qualcosa di strano da parte arbitrale, quindi poi alla fine abbiamo perso, ma molto probabilmente anche perché la squadra giovane poi alla fine qualcosa ti manca sicuramente, quello che ti dà in termini di giovinezza, poi in termini di esperienza alla fine magari la paghi. Oggi è chiaro che noi veniamo per vincere, anche perché nel basket c'è il pareggio, quindi sarebbe da stolti dire no, andiamo lì a perdere. È chiaro che cerchiamo di ottenere la prima vittoria esterna. Un bilancio comunque positivo, 4 punti, anche una vittoria roboante nell'esordio casalingo, quello con la stella azzurra, per una squadra di fatto fortemente rinnovata. Ha confermato coach Francani che ha conquistato l'anno passato il miglior risultato della Giulianova cestistica, l'accesso ai playoff nel primo anno di Serie B nazionale. Dicevo, tanti nuovi innesti, una squadra comunque molto viva. Sì, è una squadra, noi abbiamo puntato sui giovani, fare una salvezza giovane diciamo quest'anno, e finora penso che siamo andati oltre le nostre aspettative. Per la prima partita avevamo un po' paura di questo impatto, perché noi non eravamo abituati a giocare con squadre così giovani nostre, e sai, la Stella Azzurra, che loro con i giovani hanno una tradizione, avevamo paura, poi alla fine si è dimostrata insomma alla nostra portata. Quella più importante invece è stata quella con Viterbo, contro una squadra secondo me forte. È forte anche la squadra del Cagliari, perché non vediamo la classifica, perché poi sappiamo benissimo che all'inizio del campionato dipende da chi incontri. Può darsi che speriamo che cominci a vincere la prossima. Adesso andremo ad analizzare anche gli avversari di questo Giulianova in questa gara, prima gara in Sardegna. Abbiamo qualche minuto prima dell'inizio della gara, siamo in diretta streaming su Direttasport.it, immagini che sono rilanciate peraltro da tanti siti nazionali. Parliamo dei nuovi innesti uno per uno, se lei ha piacere di farlo. Intanto il più importante acquisto è la conferma di Danilo Gallerini, il vero e proprio bomber di questo gruppo. Sì, noi Gallerini, questo è il terzo anno che è con noi, è un giocatore che per la categoria è forse un po' troppo, però lui sta bene con noi, a noi va bene lui e quindi dovrebbe essere il faro, la chioccia di tutti i ragazzi, anche se ha 33 anni, non è che poi è tanto vecchio, poi fisicamente sta bene, quindi sì. Poi per quanto riguarda gli altri vecchi, tra parentesi, no, un altro anziano 33enne pure è Diner, che l'anno scorso giocava a Campli in C, e però devo dire che in queste 4 partite è stato, non ce l'aspettavamo, ecco. Poi gli altri vecchi sono tra parentesi i nostri Cianella e Sacripante, che provengono dal nostro settore giovanile, hanno 24 e 25 anni, quindi 25-26 i mesi, e poi gli altri sono tutti 94 e 95, 3 sono di Roseto, 3 e 95, Gloria che è un pivot che è fortissimo, però giovane, ancora inesperto, gli manca le partite. Papa meno talentuoso di Gloria, però già più pronto a giocare. Nolli è una guardia, sta trovando adesso poco spazio, però penso che nel prosieguo del campionato ci servirà. Poi abbiamo Pastore, che è una guardia che l'anno scorso giocava a Latina, eppure lui del 94. Lui è uno di quelli su cui puntiamo, perché l'anno scorso stava a Latina, ha giocato poco, però noi ci puntiamo, insomma. Coach Francani, poco da dire, ha raggiunto il massimo risultato della Giulianova cestistica, confermatissimo, allena insieme al fratello. Spendiamo 2 parole anche su quanto ha fatto di buono nella scorsa stagione. Io innanzitutto parlerei di questi 2 fratelli, coach e vice coach, che penso che è una particolarità a livello nazionale. È una cosa particolare. Poi a parte questo, tecnicamente io non li giudico gli allenatori, perché penso di non essere in grado di giudicarlo.
Quello che posso giudicare però sono le persone, dall'esperienza anche dalla mia età. È un bravo tecnico, una bravissima persona, quindi noi puntiamo tutto su di lui, tanto è vero che l'anno scorso, anche quando abbiamo perso 5-6 partite di fila, non l'abbiamo messo mai in discussione e lui questo lo sa. È molto importante per lui sapere che c'è una società, lui può fare quello che vuole, cioè non può far giocare chi vuole, chi non vuole, e la società sarà sempre con lui perché lo merita. Non è stata invece una settimana tranquilla quella per l'Olimpia Cagliari, l'avversaria della Giulianova di oggi, un avvicinamento in panchina, una separazione consensuale tra la società e il coach Simone Grandesso Silvestri. Al suo posto è arrivato Beppe Cavoni, peraltro un coach come tanti altri elementi che voi conoscete molto bene perché ha allenato a Chieti in questa sua parentesi, anzi l'apice della sua carriera nella Serie 1 femminile con il Cuschieti. Ritorna dopo 8 anni a allenare in campo maschile. Cosa potrà significare passare dal femminile, da tanti anni nel femminile, e avere in mano nuovamente la fisicità, l'agonismo dei maschi? Comunque io penso che fare l'allenatore del femminile o maschile penso che non è che comporti tanto. Poi lui non è che mi stava dicendo prima della partita che questi sono tutti ragazzi che lui ce l'aveva quando erano ragazzi, quindi li ritrova tutti. Per voi è un vantaggio, per noi forse no. Speriamo che tutti quei frutti che lui spera arrivino dalla prossima partita e che oggi continua a giocare come poi c'è l'avvento di Puggioni, oggi l'esordio di Puggioni, che tra l'altro mi sembra che a Giulianova è stato il primo anno che lui ha giocato fuori dalla Sardegna, quindi è un giocatore importante, si sa della carriera che ha fatto. Ha un po' anticipato, Presidente, il filo conduttore che c'è tra il basket abruzzese, soprattutto quello di Giulianova in particolare, e quello sardo. Stefano Puggioni, classe di 1975, veste per la prima volta oggi, un po' a sorpresa anche, la maglia dell'Olimpia. Neanche noi incaricati di fare comunicazione lo sapevamo, quindi Cavoni potrà contare su questo. Tante però altri personaggi che hanno vestito questa maglia voi conoscete, a partire da Poppi Schiffini, da Nicola Elia, insomma. Come mai questo filo conduttore tra Giulianova e la Sardegna? Non lo so, forse Abruzzo e Sardegna hanno un legame particolare, specialmente con Giulianova, perché averne avuti 4-5 della Sardegna a Giulianova, poi devo dire giocatori che a Giulianova hanno lasciato il segno. Puggione era ancora giovane, ma Schiffini e Elia hanno fatto un po' negli anni, Schiffini 2 anni, Elia 1 anno e poi un altro anno 2 anni fa, hanno fatto bene. Un po' meno Villasanta, ma aveva problemi fisici e lui non lo possiamo tanto giudicare per quanto riguarda la parte atletica, diciamo. Non solo sulle qualità tecniche, io immagino anche sulle qualità morali, non possiamo discutere questi due ragazzi. Assolutamente, appunto io dicevo che come persone l'ultimo è stato Elia Nicola, un ragazzo, ieri sera è venuto anche a trovarci in albergo, l'ho visto in gran forma e anzi gli faccio gli auguri che ha trovato pure lavoro e gioca. Questo ti fa piacere, vedere dei ragazzi che tu hai conosciuto da giovane e che reputavi che erano delle brave persone, adesso aver raggiunto magari una maturità che gli consente anche di guardare la vita con più serenità. L'ho visto molto tranquillo ieri sera, Nicola. Poco meno di 2 giri di lancetta all'inizio del match, giusto per dire che avete avuto qualche problema di infermeria con Sacripanti che ha qualche acciacco in settimana, sarà però della partita? Sì, sarà della partita, adesso non so se giocherà dall'inizio, ma penso che sarà della partita sicuramente. Quanto vi spaventa la cattiveria agonistica di questa Olimpia che in casa sostanzialmente non può più sbagliare? È chiaro che l'Olimpia è una squadra, diciamo, fisica. Questo ci spaventa un pochettino, però devo dire che noi oggi molto probabilmente la metteremo sulla velocità e sull'aggressività come loro, non ci tireremo indietro, insomma. Allora, grazie al Presidente Carlo Tribuiani, buona partita, sarà poi occasione magari di sentirsi alla fine. Raggiungiamo la nostra prestazione, siamo con Roberto Rubbio, addetto stampa dell'Olimpia Cagliari, con quale andremo a commentare insieme questo match. Buonasera Roberto intanto. Buonasera a tutti.
54 secondi all'inizio di questo Olimpia Cagliari Globo Giulianova 85, diretta streaming su directasport.it, la web tv isolana dedicata agli eventi sportivi regionali, non solo basket, non solo Serie B maschile, A2 femminile. Stiamo per chiudere importanti accordi anche col mondo della pallavolo, col mondo del calcio dilettantistico, per entrare nelle vostre case, ma ancora meglio essere dentro i vostri dispositivi portatili che permetteranno a tutti gli utenti con un semplice telefonino o uno smartphone di entrare in contatto magari con quella che è la vittoria all'ultimo secondo che solo il basket spesso ci può regalare. Immagini di Antonio Carta, parte tecnica affidata a Francesco Piras, il commento di Mauro Faris e Roberto Rubio. Le squadre entrano in campo a 10 secondi, vediamo subito il quintetto se sono confermati. Ti chiedo però subito una battuta, Steph, quanto vale Stefano Puggioni per questa squadra? Beh, vale tantissimo, l'Olimpia aveva bisogno di sistemare qualcosa a rimbalzo, lui è un rimbalzista, uno che si fa sentire nel pitturato, dunque sarà sicuramente una risorsa importante. Tra l'altro, vedendo le statistiche, insomma, si nota abbastanza chiaramente qual è il difetto dell'Olimpia a rimbalzo, sicuramente un rinforzo molto importante. In caso Olimpia manca ancora Federico Manca, recuperato invece Fabio Villani. Il quintetto è in linea di massima, quello delle ultime giornate. I lunghi centimetri sono affidati, come avete visto, a Ganguzza con numero 4, Michele Mastio e Davide Sanna saranno i due esterni. Putignano è un po' il lungo ibrido di questo gruppo che gioca un po' spallacanestro, un po' esterno. Il playmaker giovanissimo è Jaime Cocco. Dall'altra parte invece con la maglia numero 9 Rudy Diner, con la maglia numero 20 Danilo Gallerini, come abbiamo detto in precedenza col presidente del Giulianova, è il bomber di questo gruppo con il numero 6, e questa sembrerebbe essere la novità, Enschel Pira in quintetto, e con il numero 8 abbiamo Giuseppe Sacripanti, dunque pienamente recuperato così come è stato detto. Chiude lo starting 5 per il Giulianova il numero 10 Giovanni Menille. Andremo poi a valutare anche con l'ausilio della Lega se sono esattamente questi i numeri di maglia che ci sono pervenuti. Intanto il primo attacco della formazione è nata da Ernesto Francani. Subito la buona circolazione, la palla sotto per Rudy Diner che gioca spallacanestro contro Ganguzza. C'è però un'infrazione di passi, trascina probabilmente il piede per, dunque sarà primo attacco dopo 14 secondi per l'Olimpia Cagliari. Anche Daniele Solo in panchina oltre a Stefano Puggioni, dunque tutti i centimetri dell'Olimpia sono rimasti in panchina. Diverse novità però ci sono anche per il Giulianova. Jaime Cocco in possesso di palla, esce dal blocco Davide Sanna. Prova a giocare l'1 contro 1, c'è il blocco di Ganguzza, ancora l'1 contro 1 di Sanna, la penetrazione decisamente forzata, questa offensiva recupera però molto bene il pallone Ganguzza, tiro rovesciato, primi 2 punti di vantaggio per la formazione cagliaritana. C'è il blocco, c'è il taglio di Sacripante, non se ne ravvede Giovanni Menilli, gioca ancora per linee esterne, la palla arriva sotto, ancora per... Quindi intanto proviamo ad avvalerci dei numeri di maglia che sono dietro i giocatori per cercare di capire, anzi no, vediamo solo lo stemma della squadra, quindi avremo necessità di andare a scoprire appena il collegamento sarà attivo chi sono realmente i giocatori in campo. Davide Sanna, ancora per lui una penetrazione, ancora un ultimo scarico per Ganguzza, dunque funziona l'asse pivot playmaker in questo momento per l'Olimpia, che è in vantaggio di 4-0 quando sono passati poco più di un minuto di gioco. Sta lavorando molto bene Ganguzza, anche adesso un blocco importante, ha seguito l'azione ed è riuscito a trovare 2 punti che non erano assolutamente facili. Un po' frettate invece le scelte offensive del Giulianova, qui è Mastio che si incarica del tiro, non è però fortunato, il presidente lo ha detto in avvio, Giulianova cercherà di metterla sulla velocità, in effetti ci sta riuscendo, però al momento non è sufficientemente precisa. La penetrazione di Giuseppe Sacripante, subisce il fallo, probabilmente sarà di Jaime Cocco, giocatore con la maglia numero 15, è proprio di Jaime Cocco, l'unico playmaker a disposizione di coach Caboni, coach che guida per la prima volta, ha preso in mano la squadra soltanto un giorno fa, l'avvicinamento con Simone Grandesso Silvestri. Sacripante per i 2 tiri liberi. Non abbiamo dunque sbagliato, sembrerebbe proprio così. In quintetto Pira e Menilli sono un po' le 2 novità volute da coach Francani.
Dunque in panchina Pappa e Pastore, che sono l'ala forte e l'esterno, che tanto hanno ben fatto in questa prima parte di stagione. Intanto sbaglia 2 tiri liberi sacripati, quindi in questo momento Giulianova decisamente con le polveri bagnate sia lontano da canestro che dalla linea della carità. Mastio gioca all'1 contro 1, la penetrazione, segue molto bene la difesa del Giulianova, riesce ad arginare questa offensiva di Mastio, anche lui non particolarmente preciso, la palla è sotto ma interviene con il ginocchio, dunque in maniera irregolare Michele Mastio. Sarà ancora offensiva Giulianova con 17 secondi da giocare. E anche buone difese dell'Olimpia fino adesso, che sta usando il fisico, sta facendo valere la sua energia nella fase difensiva. È un po' una costante di questo inizio di campionato. L'Olimpia ha sempre avuto degli ottimi approcci dal punto di vista difensivo alle partite, un po' la prova alla distanza, quella che bisogna un pochino vedere. Molto caparbio Diner in questo recupero della palla, gioca ancora all'1 contro 1 abbastanza bene, poi non è fortunato a trovare il canestro Enschel Pira, e invece l'Olimpia che riparte con grandissima velocità, una palla antipatica che ruota attorno al ferro e poi non vuole sapere di entrare. Ancora 4-0, 7 minuti e 20 da giocare in questa prima frazione. C'è lo scarico per Diner che, come detto, non solo ha ottimi centimetri, ottima fisicità, ma anche un'ottima mano da dietro all'arco. Lo dimostra subito con la prima tripla per Giulianova. Un lungo bidimensionale, un po' come Ganguzza, infatti è molto interessante questa lotta fra i due. Adesso anche Ganguzza prova a rispondere con un bel canestro in faccia all'avversario. Secondo me sarà il duello principale della partita. Leitmotiv di questa quinta giornata della Serie B maschile di basket. Olimpia Cagliari Globo Giulianova 85, risultati 6-3 con questa risposta di Ganguzza. Fuori equilibrio il tiro di Danilo Gallerini, recupera ancora l'Olimpia che può ripartire con un'ottima transizione primaria. La palla arriva in un amen nelle mani di Mastio ed è costretto immediatamente a chiamare time out il tandem Nando e Ernesto Francani sul 8-3 iniziale, quando mancano 6 minuti e 35 secondi. Come hai visto Giulianova? Vista un po' affrettata nelle conclusioni, probabilmente non ha fatto delle scelte di buona qualità in attacco. Questo ha permesso all'Olimpia anche di correre abbastanza, di mettere la sua impronta su questi primi minuti di partita. Dunque in questo momento meglio l'Olimpia, insomma. Per chi ovviamente non ci segue dall'Abruzzo, ma per i tanti appassionati sardi, cagliaritani in particolar modo, Giulianova è un comune italiano di 24.000 abitanti circa, della provincia di Teramo. È una città storica che possiede una forte vocazione commerciale e turistica e che peraltro si colloca, come del resto lo è anche un po' anche Cagliari, fra le più frequentate stazioni balneari. Cagliari ovviamente non del Medio Adriatico, Giulianova invece sì. È stata peraltro bandiera blu per tantissimi anni, dal 2000 in poi, salvo qualche sporadica annata. La società cestistica invece è nata nel 1985 e l'anno scorso si è arenata nella preziosissima corsa playoff, perdendo soltanto con Latina. Le squadre tornano in campo, 8-3 il risultato, nessun avvicendamento nel quintetto, come è giusto che sia dopo appena 3 minuti e mezzo di gioco. Dunque vedremo come rientrerà in campo, con quale accortezza e quale accorgimento rientrerà in campo la formazione abruzzese. Gioca ancora all'1 contro 1 Danilo Gallerini, che dà la sensazione di voler cercare la giocata ma di trovare difficoltà nella difesa di Mastio. La tripla ancora non fortunata, il recupero di Jaime Cocco che spinge subito il contropiede, dimentica l'apertura, gioca però a rallentare adesso facendo far circolare la palla. La palla arriva poi su Putignano che gioca a spalla canestro all'angolo basso, gioca l'1 contro 1, lo scarico ancora per Ganguzza, la tripla di Ganguzza e il canestro. E allora fino a questo momento il duello Diner-Ganguzza è a favore del giocatore cagliaritano, che ha messo una tripla e un bel canestro in faccia al numero 9 del Giulianova. Ancora quasi una tripla, invece solo una finta, va dentro poi Gallerini e c'è il primo fallo anche per Michele Mastio. 11-3, un Olimpia comunque avanti di 8 lunghezze, dunque un ottimo impatto al match per la formazione di Caboni. Sì, assolutamente, un impatto deciso sulla partita. Probabilmente in questo ha pesato anche il cambio in panchina, che ha dato nuovo entusiasmo all'Olimpia per approcciare questa partita. Sta lavorando molto bene in difesa, anche qua è resa la vita abbastanza difficile a Diner, che non riesce nemmeno a correggere a canestro. Aiuti difensivi un po' forzata la giocata di Diner, ma soprattutto aiuti difensivi di un'Olimpia molto concentrata. Stanno creando problemi alla formazione ospite. Ancora Ganguzza che scarica per Sanna, la penetrazione, il gioco è quello solito di Sanna.
terzo tempo a rallentare, grandi passi, grandi falcate e canestro soffice del numero 6 di maglia Olimpia. 13-3, massimo vantaggio Olimpia, più 10 qui al Pala Rockefeller di Cagliari. Sacripante in possesso di palla, cerca Diner che però non si fa trovare pronto, c'è l'anticipo sempre di Ganguzza e dunque molto intelligente il giocatore cagliaritano anche nella giocata difensiva. Non far ricevere palla Diner è forse una delle chiavi tattiche volute da Caboni. Qui un tiro un po' affrettato di Putignano, comunque volevo segnalare quanto Gallerini fino a questo momento stia soffrendo la pressione di Mastio, che è entrato in partita con uno spirito molto, molto positivo. Cambio per Giulianova, entra Andrea Pastore al posto del numero 20 Danilo Gallerini. È una guardia giovanissima, pensate, addirittura un classe 1994, appena ventenne, ma alle spalle ha almeno 2 o 3 stagioni tra DNA e DNB, 190 cm, in uscita dalla Serie B di Latina, dove lo scorso campionato ha giocato 28 gare con una media di circa 5 punti e 1,5 rimbalzi. Un po' alla ricerca di quella che può essere considerata la definitiva consacrazione a Giulianova e in effetti è assoluto protagonista di questa prima parte del torneo. Il rimorchio per Diner, che prima non riesce a trovare il canestro e poi subisce un fallo che però pare non essere stato fischiato dai direttori di gara, che invece fischiano immediatamente fallo antisportivo a coach Francani per aver protestato su questa giocata offensiva di Diner. La tua lettura, Roberto? Ha giocato molto bene la transizione, c'è stato qualche contatto di troppo sotto canestro, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso di coach Francani, una partita che è anche abbastanza fisica nel pitturato, insomma in questo caso non è arrivato il fischio, vedremo se gli arbitri manterranno lo stesso metro nel corso di tutta la partita. Putignano non è preciso nell'unico tiro libero concesso, c'è ancora un possesso però per l'Olimpia. Cocco qua è molto bravo ad attaccare il canestro per una traiettoria e a dettare il passaggio di Mastio, poi c'era soltanto da appoggiare il pallone a tabellone e trovare così la via del canestro, che vale addirittura un più 12 per Olimpia. Allarme rosso dunque in casa Giulianova, anche perché Diner continua a sbagliare l'impossibile. Continua un po' a litigare col canestro, forse un po' nervoso in questo momento, non c'è più Ganguzza che è uscito, c'è Daniele Soro adesso forse meno dinamico di Ganguzza, però potrà magari dargli un po' di fastidio col fisico, vedremo come andrà questo secondo duello della partita. Esce Jaime Cocco ed entra il numero 14 Edoardo Angius, classe 1997, una guardia di 185 cm e di fatto l'unico giovane oggi in campo per Olimpia. Sì, mancano gli altri giovani, uno è Giovanni Longu, un talento arrivato in prestito dalla Dinamo Sassari, anche Alex Mancini non è della partita, dunque c'è Edoardo Angius che è un po' il fiore all'occhiello dell'Olimpia di quest'anno, un ragazzo come hai detto tu classe 97 che però sta ben figurando, sta sempre mostrando molta personalità quando viene chiamato a giocare in campo. Giulianova prova la chiave del pressing tutto campo, sembra non aver interpretato al meglio questa prima lettura tattica, superato da Sanna, poi però c'è stato un ottimo recupero. Caboni chiama intanto immediatamente time out per cercare di dare le controdirettive alla sua squadra per battere, immaginiamo, questa difesa tutto campo. 15-5 risultato, 3-56 ancora da giocare. Ne approfittiamo per chiudere anche il roster dell'Olimpia. Lascio fare a te, Roberto. Sì, c'è questa aggiunta importante, insomma una novità che noi abbiamo trovato oggi arrivando al palazzetto, cioè Stefano Pugioni, 39 anni, però chi segue le minors insomma non può non conoscerlo, giocatore con grandissima esperienza, lo ricordiamo anche in B1 a Porto Torres ma anche in giro per l'Italia, Capo d'Orlando, insomma un giocatore che può dare molto a rimbalzo e può correggere un po' i difetti di questo Olimpia che spesso ha sofferto nel pitturato nelle prime 4 partite di campionato. Ancora ovviamente Fabio Villani che presumibilmente Caboni getterà immediatamente nella mischia nel momento più importante. L'immagine dell'intenzione sia quella di risparmiarlo. Di Daniele Soro lo abbiamo detto, un altro classe 75, dunque un altro 39enne, 2 quarantenni a dare forza all'Olimpia. Proprio Soro entra adesso in panchina, entra in campo scusate, al posto di Ganguzza, lo vedete con la maglia numero 20. 3,52 da giocare di questa quinta giornata della Serie B maschile di basket, girone C Olimpia Giulianova. C'era lo scarico per il giocatore
numero 10, cioè per Giovanni Menilli invece preferisce giocare l'1 contro 1 Diner, che davvero non sembra essere nella giornata più positiva di questa via di campionato. È andato a sbattere contro il muro innalzato, diciamo, da Mastio e da Soro in questo momento, non riesce ad entrare in partita. Il giocatore credo maggiormente rappresentativo di Giulianova. Intanto c'è il tentativo da 3 punti di Davide Sanna e l'Olimpia allunga ancora, 18-5. Ancora una tripla per l'Olimpia. Lo scarico per Sacripanti che gioca l'1 contro 1, c'è il varco e finalmente trova il canestro Giuseppe Sacripanti. 18-7, dunque più 11 punti da recuperare per la formazione di coach Ernesto Francani. Angius, lo scarico è per Soro, è molto rapida la circolazione dell'Olimpia, ancora Sanna, ancora Soro. Tripla lunghissima, canestro esageratamente soffice di Daniele Soro e quindi una Olimpia precisissima da dietro l'arco che in questo momento sta creando più di un problema a Giulianova. 21-7. 3 su 4 da 3 punti per l'Olimpia, che sta facendo girare molto bene la palla in attacco e sta trovando, è vero, insomma, facilità nel tiro da 3 punti, ma sono anche tiri costruiti molto bene, dunque non è una casualità fino a questo momento. 2 minuti e 20 ancora da giocare, 21-7 il risultato, 14 punti di vantaggio. Quello che mai è successo in questa prima fase della stagione sta succedendo oggi con Beppe Cavoni in panchina, Beppe Cavoni in panchina certamente come coach, Stefano Puggioni nel roster. Intanto è entrato un altro giocatore, si tratta di Fabio Villani per l'Olimpia. C'è probabilmente in casa Giulianova da superare questo momento di difficoltà. Ancora Angius, difesa a zona intanto da parte di Giulianova. Prova un po' a sbloccare la situazione dei suoi coach Francani, che fino a questo momento hanno concesso un po' troppo. Vedremo se con la zona cambieranno le cose. Intanto Sanna prova ad andare dentro, si era un po' incaponito troppo, riesce a trovare il fischio arbitrale e dunque l'Olimpia riesce a mantenere il possesso di palla. Non solo diretta streaming, e se qualcosa non dovesse andare per il meglio ce ne scusiamo sin da subito con tutti gli appassionati di basket. Il segnale del 4G non è sempre presentissimo in via Rockefeller qua al Palasport di Cagliari, un po' ballerino. In ogni caso la gara la potrete rivedere a partire da domani sul sito direttasport.it, dove con le immagini e il montaggio di Antonio Carta sarà curato anche un momento di promozione del territorio e del comune di Giulianova. 21-7, 1:41 da giocare, ancora pallone in possesso dell'Olimpia Cagliari. Putiniano, Villani gioca l'1 contro 1, subisce e ce ne siamo accorti anche dal punto di vista acustico, fallo da parte del numero 21 Andrea Pastore, l'abbiamo sentito tutti, c'è poco da protestare in questa occasione. 4-3 la situazione dei falli per l'Olimpia e 14 secondi per la formazione di Cavoni per concludere l'azione. Soro aveva forse lo spazio per giocare da 3, preferisce invece concedere la palla in uscita a Villani. Implacabile questo Olimpia da dietro l'arco. Coach Francani corre ai repari, chiama immediatamente il numero 18 Lorenzo Nolli e il numero 12 Francesco Papa. Papa è un altro giocatore del quintetto tenuto in panchina in questa uscita. Intanto la tripla, la risposta di Danilo Gallerini a riaccendere le sorti di questo Giulianova. 24-10, un poco più di un giro di lancetta prima della fine di questa prima frazione di Olimpia Giulianova. Putignano, la palla sotto in linee esterne per Angius che gioca la penetrazione, subisce il fallo di Mirko Gloria, intanto era entrato anche lui e dunque Angius andrà in lunetta.
Edoardo Angius, dicevamo l'unico giovane, l'ingresso di Pugioni ha di fatto tirato fuori diversi nomi dalla roster. Sì, intanto al di là del tiro libero sbagliato in questa occasione mi piace sottolineare comunque la personalità con la quale Edoardo Angius è entrato in partita. Riesce qua a segnare il secondo tiro libero, dunque l'Olimpia allunga ancora, 10-25 il punteggio in questo momento. Più 15 per l'Olimpia, in grande difficoltà Giulianova, deve soprattutto trovare la maggiore precisione da dietro l'arco, ma è un po' in generale trovare maggiore facilità nel trovare la via del canestro. Subisce intanto fallo il numero 20 Danilo Gallerini, il Fabio di Fabio Villani, giocatore con la maglia numero 10. Va dunque in lunetta Gallerini per 2 tiri liberi quando mancano 40 secondi alla fine di questa prima frazione. Dentro i primi 2 tiri liberi per Gallerini, e il veterano di questo gruppo, classe 1980, 196 cm, la sua terza stagione con la maglia giallorossa. Il bomber di questo gruppo che in questo momento però sbaglia il secondo tiro libero. Anche l'errore di Gallerini è un po' il tema, evidenzia in qualche modo il momento negativo di Giulianova. Qua è prima sfortunato, poi altrettanto bravo Gloria a recuperare il possesso di palla, a trovare il canestro. Intanto Giulianova con questa difesa, anche se vogliamo con questa buona dose di pazienza, si sta riavvicinando 25-13. Ho visto nelle ultime 2 occasioni degli attacchi ben giocati da Giulianova, anche qui la palla è arrivata molto bene in post passo per Gloria, che ha titubato un pochino ma è riuscito comunque a concludere a canestro, dunque segnali di vita importanti per Giulianova anche in attacco. Operazioni per asciugare il parquet di via Rockefeller. Acceso l'impianto di riscaldamento o forse di condizionamento, difficile un po' visto gli oltre 25 gradi che ci sono a Cagliari nella giornata odierna, capire quale sia necessario in questo momento. Intanto Caboni ha buttato nella mischia anche Pugioni, anche di questo non ci siamo accorti e ce ne scusiamo. Lo vedete con la maglia numero 7, la foga di Pugioni nel fatto che già non riesce a star fermo. Un giocatore che fa della grinta, anche il suo punto di forza, è arrivato da un periodo di inattività, però lo staff tecnico lo ha trovato, diciamo, perfetto dal punto di vista fisico, asciutto, insomma già pronto, e infatti pochissime ore dopo il tesseramento lo troviamo già in campo. 7 secondi per chiudere questo ultimo possesso, se ne incarica con una tripla che però non va a canestro Lorenzo Nolli. Primi 10 minuti di Olimpia Cagliari, Globo Giulianova 85, Cagliari è avanti di ben 12 lunghezze, 25-13. Formazione nuovamente in campo per questa seconda frazione, subito l'offensiva di Sana, la circolazione, solo Villani, non è fortunato Villani, dunque l'Olimpia non riparte dalla precisione della prima parte di gara. Cosa è cambiato in campo? Il Giulianova intanto si presenta con questo ottimo canestro del numero 12, Francesco Papa, ala del 1995, 195 cm in uscita dalle giovanili della Roseto Sharks, insieme ad altri 2 giovani che sono Mirko Gloria e Lorenzo Nolli. Villani intanto gioca la penetrazione, occupa molto bene lo spazio, addirittura una doppia sfida in penetrazione con Danilo Gallerini che tiene molto bene l'esterno di Casa Olimpia
e lo costringe a gettare la palla fuori. Però l'offensiva è ancora dell'Olimpia, che ha adesso soltanto 2 secondi da giocare. Intanto per l'Olimpia esce Soro, rientra Daniele Ganguzza. Sì, vediamo se ci sarà subito una soluzione per il tiro da 3 punti di Ganguzza in questi 2 secondi che mancano. Nuova rimessa per l'Olimpia. Cosa sta mancando a tuo parere Giulianova in questo momento? Secondo me sta mancando un po' di lucidità in attacco. Secondo me è quello il punto principale. Poi c'è anche da dire che l'Olimpia ha tirato con percentuali altissime, bisogna vedere se riuscirà a mantenere le stesse percentuali, 10 su 16 insomma, col 63% fino adesso. Intanto il tentativo di Pugioni di tabella che non va a bersaglio, quindi si rimane sul 15-25 per l'Olimpia. Decisamente non è la sua giocata quella da dietro l'arco, ci prova invece altrettanto, non era sfortunata il numero 12 Francesco Papa, e dunque l'Olimpia può ripartire. Un Giulianova che sembra un po' leggerino, va detto, sotto le planche, solo Diner sembrerebbe non bastare dinanzi alla fisicità di questa Olimpia. Guardate la corsa di Pugioni che poi però non commette fallo. E Papa trova il canestro. Giulianova intanto si riavvicina, 8 punti soltanto di ritardo dall'Olimpia. Ganguzza, palla per Sanna, c'è ancora Ganguzza libera, Sanna invece perde palla e Giulianova riparte. 3 azioni in velocità, qui è molto bravo Angius a intercettare questo pallone, sembrava un canestro facile quello di Mirko Gloria. ...19 secondi adesso per il Giulianova per chiudere l'azione, 8 minuti e 32 da giocare in questa seconda frazione, 8 punti da recuperare. Ancora Gallerini. La palla in un ribaltamento che supera tutte le posizioni, trova il numero 12 Francesco Papa che trova il canestro e dunque Giulianova si riavvicina in maniera prepotente a soli 6 punti di ritardo dall'Olimpia. 25-19 il punteggio. Guardate il gran recupero ancora della formazione ospite. Sacripanti adesso rallenta, ancora Gallerini, la tripla di Danilo Gallerini che vale a questo punto un parziale di 9-0 per il Giulianova, che vale il 25-22, dunque solo 3 punti da recuperare per la formazione di Ernesto Francani. Di fatto ciò che è cambiato è semplicemente la certamente maggiore intensità difensiva della formazione ospite, ma anche la precisione al tiro. Secondo me questo parziale nasce soprattutto dal cambiamento di atteggiamento in difesa di Giulianova, che ha veramente tutt'altra aggressività rispetto al primo quarto. Questo le sta consentendo di prendere dei buoni tiri e di correre in contropiede, come ci ha detto il presidente nella parte di presentazione della partita. Giulianova è una squadra che ama correre, ama puntare sulla velocità e adesso questo le sta riuscendo proprio grazie alla difesa. Se ne è accorto ovviamente Cavoni, che chiama immediatamente il time out. La squadra rientra in campo, Mastio ha affidato alla rimessa Villani, che ha anche lo spazio per giocare l'1 contro 1 con Lorenzo Nulli. Invece rallenta, si incarica adesso di gestire la regia. L'1 contro 1 ancora di Villani, bravo a conservare il possesso di palla, ad appoggiare a tiro rovesciato per il 27-22, nuovamente più 5 per l'Olimpia. Qui lascio a te l'interpretazione di questo fallo, sembrava non essere un fallo, sembrava una palla spizzata molto bene da Villani, un po' come era successo in precedenza sul fronte Giulianova. Villani ha provato a rispondere alla pressione veemente di Nolli dall'altra parte del campo, ha provato anche lui a soffiargli il pallone e in questo caso è stato pescato in fallo dall'arbitro. Comunque ottimo impatto anche di Nolli assieme a Papa, secondo me è il segreto di questo buon secondo quarto di Giulianova. Il fallo adesso di Gloria che rovina sopra Edoardo Angius.
Fuori dunque il giovane Angius, spazio nuovamente a Jaime Cocco con la maglia numero 15. Anche lui peraltro abbastanza giovane, classe 1990. Sei minuti e 48 da giocare. Cocco, Putignano. Mastio, palla sotto per Ganguzza, c'è il fallo fischiato al numero 4 Gloria che trova qualche problema nell'arginare la presa di posizione di Ganguzza dentro l'area. Il cambio è nuovamente il momento di Diner per il Giulianova. Vediamo se questi minuti concessi da coach Francani possono in qualche modo essere serviti a rimettere a posto l'aspetto relativo alla precisione, che in questi casi è soprattutto un aspetto mentale. Torna Ganguzza e torna anche Diner, dunque si ripropone il duello del primo quarto. Il primo round è stato vinto abbastanza nettamente da Ganguzza, vedremo se qualcosa è cambiato adesso. Un altro fallo ancora, fischiato a Stefano Cianella con la maglia numero 7. Intanto in bonus la formazione del Giulianova, dunque ricordiamo che ogni fallo subito l'Olimpia andrà in panchina, andrà in lunetta, scusate, per 2 tiri liberi. Qua Villani aveva anche lo spazio per tirare, invece c'è lo scarico per Cocco che però subisce ancora un fallo da parte del numero 10 Menilli. Dunque, come detto, Cocco andrà in lunetta. Qualche problema intanto nella trasmissione della diretta streaming, proveremo a rimettere le cose a posto nell'intervallo tra il primo e il secondo quarto. Ce ne scusiamo, ma come sapete lo streaming non è purtroppo legato a quelle che sono aspetti tecnici, essendo un segnale di rete, dove questo non dovesse essere perfetto o in qualche modo dovesse essere mancante, la trasmissione dei dati non può essere garantita. La tripla del numero 20 non va, il rimbalzo ancora di Villani, contropiede a velocità supersonica dell'ex giocatore dei Pirates. Ancora un fallo subito, dunque ancora 2 tiri liberi. Il fallo è ancora il numero 7 Stefano Cianella e si tratta del secondo fallo personale. Si è andato forse un po' ingenuamente a cercare il pallone sul cambio di mano di Villani, è inevitabile il fischio arbitrale, dunque l'Olimpia avrà la possibilità di allungare a cronometro fermo. Adesso questi sono punti preziosi per la squadra cagliaritana. Avvicinamento in casa Giulianova, Francesco Papa per Lorenzo Nolli e Villani invece mette a segno con l'aiuto del ferro il primo dei 2 tiri liberi che portano l'Olimpia in vantaggio di 6 lunghezze. Non va invece il secondo, il rimbalzo difensivo è catturato da Gallerini. Dicevamo in apertura che uno degli aspetti di questo Olimpia era aspetti negativi, il fatto di occupare uno degli ultimi gradini nel recupero dei rimbalzi difensivi. In questo senso l'evento di Puggioni è certamente una carta in più da giocare. Non solo Puggioni, ma serve tutt'altro atteggiamento rispetto a quello che abbiamo visto anche adesso col canestro più fallo di Diner, che è stato molto bravo in questa circostanza. Sì, serve Puggioni, serve anche magari un atteggiamento un attimino più grintoso nelle situazioni di rimbalzo. Solamente in questo modo l'Olimpia riuscirà a correggere questo difetto. A canestro Diner per il successivo tiro supplementare. 2 cognomi importanti, o meglio almeno uno e mezzo, quello di Diner certamente in Sardegna per i ricordi che ha lasciato. Lui è Rudy Diner, gli altri erano Drake e Travis. Dall'altra parte c'è un certo Danilo Gallerini che è certamente un nome che si presta a qualche errore. In questo senso chi ci segue su direttasport.it in qualche modo ci perdonerà. Nella partita contro l'Eurobasket c'era Valerio Staffelli o Staffieri, c'era stata una piccola gaffe in quell'occasione. Speriamo di non commetterne altre oggi, ci scuseranno i nostri amici. 28-25, intanto Giulianova si riavvicina a soli 3 punti di ritardo. La pressione su Putignano, lo scarico una palla un po' lenta per Jaime Cocco, è buona la circolazione dell'Olimpia. Arresto e tiro di Villani e il suo tiro per il 30-25. A 5 minuti, ne sono passati dunque 15, Giulianova ha messo a segno 25 punti. C'è però qua il fallo in attacco, addirittura fischiato al numero 7 del Giulianova. Sì, ha usato un po' troppo le braccia per liberarsi dalla pressione di Cocco, il suo terzo fallo, dunque sicuramente coach Francani dovrà correre ai ripari. Infatti viene cambiato con il numero 8 Sacripante che torna in campo.
Un canestro facile perché è lasciato colpevolmente libero da Diner Ganguzza, quindi diverse sbavature, soprattutto negli aiuti difensivi da parte della formazione abruzzese, riportano l'Olimpia a +7. La palla arriva però sotto, ma è molto buona l'intesa con i tre giocatori di Giulianova, poi Diner strappa un ottimo rimbalzo offensivo, poi si fa però stoppare da Putiniano. Ma c'è poi un fallo fischiato ai giocatori dell'Olimpia e dunque Giulianova con 14 secondi da giocare potrà giocare un nuovo possesso. Rientra intanto Davide Sanna al posto di Fabio Villani. Sì, Fabio Villani rientrava da un infortunio, questo lo dobbiamo ricordare. Direi che ha avuto un ottimo impatto, intanto qua un blocco molto duro di Papa. Va a giocare in post basso il numero 20 Gallerini, appoggia molto bene. Trova il canestro Gallerini, 32-27, risultato +5 ancora per l'Olimpia. Giulianova che produce il massimo sforzo, qua l'Olimpia regala un gran pallone. C'era un gioco in sovranumero prima, è molto rapida però la formazione isolana a coprire nuovamente il proprio canestro e dunque Giulianova deve sì ripartire, ma lo deve fare da una penetrazione, poi uno scarico per Francesco Papa, che però non trova il canestro. Ancora Gallerini, carica molto bene il tiro, trova la tripla, 32-30 e dunque il minimo svantaggio per Giulianova che adesso ha solo un possesso di ritardo, 2 punti, 32-30, 3 minuti e 44 ancora da giocare. Ganguzza, Mastio, c'è il blocco, decide invece di penetrare dall'altra parte, non trova il canestro, dunque tra le mani adesso di Gallerini il pallone che potrebbe impattare il match. C'è la Diner sotto canestro, eccolo qua il pareggio di Rudy Diner, 32-32 a 3-25. Cosa sta succedendo all'Olimpia? Che cosa è cambiato in casa Giulianova? La Giulianova sta, come ho detto prima, sta difendendo molto meglio, sta andando anche aggressiva sulla palla. L'Olimpia sta prendendo diverse scelte difficili come questa di Coco che è andato a tirare senza il rimbalzo d'attacco. Giulianova ha recuperato anche mentalmente questa partita. Adesso Diner va di nuovo in ricezione profonda contro Ganguzza e guadagna un altro fallo importante. Il valore aggiunto è Rudy Diner in questa seconda frazione dopo una prima fase da dimenticare. Intanto entra Stefano Chessa, il numero 12, lasciato in panchina fino a questo momento, preferitogli addirittura Angius al posto di Mastia, dunque fa giocare sostanzialmente tutti i suoi uomini. Beppe Cavoni, nessuno è rimasto in panchina. Diner avrà ancora un tiro, due tiri, scusate, dopo aver subito il fallo. Non va dentro il primo dei 2 tiri liberi, 32-32, 5 falli a 4 per la formazione ospite. Entrambe sono in bonus e Diner trova il vantaggio. Giulianova in vantaggio nella seconda frazione dopo essere stata sotto addirittura di 13 lunghezze. Qua Chessa non è preciso nel agganciare la sfera, il pallone scivola via dalle mani, recuperato dalla formazione Giulianova. Gallerini gioca a spalle a canestro, l'1 contro 1 contro Chessa, c'è poi lo scarico dall'altra parte, arriva per Sacripanti dall'angolino, troppo lungo il tiro, il tentativo di rimbalzo, recupera l'Olimpia. Cocco, Chessa e Sanna in un amen nell'altra metà campo, gioca l'1 contro 1, Sanna è decisamente forzato, peraltro il canestro non è considerato valido perché Sanna ha commesso un'infrazione di passi, forse ingannato dal terzo tempo lento, che è una delle armi in più di Davide Sanna. Si è tentato la sua conclusione classica, questo terzo tempo al rallentatore appoggiato al tabellone. In questo caso c'è stato un mezzo passo in più, quindi è stata fischiata giustamente l'infrazione di passi per la soddisfazione di coach Francani che l'aspettava da diverso tempo. Fallo di Chessa qua sul gioco spalla canestro di Gallerini. Saranno 2 tiri liberi per i bomber di Giulianova ed è il primo fallo personale per il giocatore appena entrato in campo con la maglia dell'Olimpia. Dicono la gara i signori Corrado Disimbaldi di Briosco, Riccardo Falcetto di Torino. Va dentro il primo dei 2 tiri liberi, Giulianova dunque è in vantaggio di 2 punti, 34-32, 2 minuti e 15 da giocare. Dentro anche il secondo tiro libero, andiamo a cercare intanto
il bottino personale di Danilo Gallerini, giocatore con la maglia numero 20. Sanna, palla sotto per Ganguzza, ancora per Chessa, lo scarico è per Putignano, ancora Sanna, lo scarico è molto positivo per Ganguzza, e questa è davvero una pregevole offensiva dell'Olimpia che sfrutta al meglio la circolazione di palla e scarica il suo uomo più importante sotto canestro, che è proprio Daniele Ganguzza. Si penetra e scarica molto ben eseguito per l'Olimpia, che deve ritrovare un attimino di calma e di pazienza in attacco e limitare il più possibile gli 1 contro 1 scriteriati, diciamo. Intanto Putignano, questo è un buon tiro per l'Olimpia, infatti va a bersaglio, ritrova la testa della partita, 35-36 per i Pumas. 1:20 da giocare, i Puma rimettono la freccia, trovano il sorpasso, una partita che presumibilmente si deciderà soltanto nei minuti finali. Danilo Gallerini contro Chessa, gioca una sorta di mismatch contro l'esterno dell'Olimpia, che ha meno centimetri e meno fisicità del giocatore di Giulianova. Putignano, Sanna, c'è il blocco di Putignano, Sanna serve proprio Putignano, ma forza decisamente il tiro il giocatore dell'Olimpia. Giulianova, peraltro con una pregevole finta di corpo, Giovanni Mellilli spiazza il proprio avversario, poi però va a franare addosso commettendo fallo in attacco. 36 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo, non sono molto d'accordo i giocatori di coach Francani su questa lettura arbitrale. Molto bravo invece Stefano Chessa, che è il mastino difensivo dell'Olimpia, è riuscito a prendersi questo sfondamento, un po' la sua caratteristica, il fatto di mettere in campo tanta energia in difesa, e dunque anche in questa occasione è riuscito, anche con un po' di furbizia se vogliamo, a guadagnare questo fallo importante. Time out intanto chiamato da coach Caboni. Ultimi 35 secondi dunque da giocare con Jaime Cocco in possesso di palla. Chessa, Sanna, c'è lo spazio per la penetrazione, c'è il blocco di Ganguzza portato alla sinistra, ancora Sanna, c'è il muro difensivo del Giulianova, scarico per Putignano, 5 secondi da giocare, tripla precisa di Jonathan Putignano. E dunque Olimpia nuovamente avanti con 4 punti di vantaggio. Chiuderà dunque la formazione di casa in vantaggio questa prima frazione. 2 secondi da giocare. Gallerini, troppo corto il tiro. E dunque finiscono così questi primi 20 minuti di Olimpia Giulianova. 39-35 per i cagliaritani.
con la speranza di aver risolto qualche problema tecnico e di poter adesso arrivare sui vostri dispositivi portatili, riparte questo Olimpia Cagliari Giulianova. Ultimi 2 quarti di gioco, il punteggio 39-35 per la formazione di casa, dopo che nella prima frazione Giulianova era andata sotto anche di 13 lunghezze, poi era riuscita a riavvicinarsi fino a centrare addirittura il sorpasso e trovare il +2. Diamo uno sguardo anche al tabellino, visto che anche in questo senso la rete adesso ci viene incontro. 10 punti per Rudy Diner, 14 per Danilo Gallerini, 7 punti per Francesco Papa. Dall'altra parte invece in casa Olimpia troviamo i 13 punti di Danilo Ganguzza, seguita a ruota gli 8 punti di Fabio Villani. Il canestro adesso del Giulianova che riavvicina la formazione ospite sul 39-37. Il quintetto intanto Jaime Cocco, lo vedete in cabina di regia per gli isolani, Ganguzza con numero 4, Putignano con numero 8, Davide Sanna con numero 6 e nell'angolo opposto Fabio Villani. Dunque si decide di giocare con 3 esterni rapidi, con l'ibrido Putignano e con Ganguzza sotto i tabelloni. Abbiamo visto subito Putignano attaccare il mismatch con Diner. Putignano è un lungo ma sa attaccare, gli piace insomma attaccare fronte a canestro. Qui ha trovato Diner sul cambio difensivo e l'ha attaccato tirando da 2 punti, un piazzato che è andato a bersaglio e ha permesso all'Olimpia di allungare ancora 37-41 in favore dei Puma. Molto bene, adesso nell'anticipo Ganguzza su Diner e dunque ci saranno 7 secondi per Giulianova per portare avanti l'azione. La palla arriva nelle mani del numero 12 Francesco Papa, che trova il canestro. 41-39, 8 minuti e 31 da giocare. Villani adesso in possesso di palla. Diamo uno sguardo anche allo starting 5 di Papa, l'abbiamo detto, c'è anche il numero 20 Danilo Gallerini, il playmaker Giuseppe Sacripante recuperato in estremis dopo qualche problema di infermeria. Chiudono i 5 buttati in campo da Ernesto Francani, il numero 9 Rudy Diner e il numero 21 si tratta di Andrea Pastore. Dunque quintetto titolare in questo momento per Giulianova, ha forse maggiori rotazioni in questo momento la formazione di casa, che come detto però decide di giocare con i suoi uomini più veloci. La penetrazione di Sacripanti, lo scarico, la buona circolazione per il numero 12 Francesco Papa, che probabilmente ha anche subito fallo. Scusate, riparte Fabio Villani per la palla per Putignano, una fase molto concitata e molto rapida del match. Sì, assolutamente, qua Papa è andato dentro, anche in questo secondo tempo ha avuto un ottimo approccio sulla partita, ha raggiunto Gallerini e Diner in doppia cifra. Qua intanto trovato molto bene Davide Sanna sulla linea di fondo, trova altri 2 punti l'Olimpia. Intesa al contrario rispetto a quanto è successo nella prima parte del match, dove era Sanna a dispensare diversi assist per Ganguzza. Adesso invece è il lungo di Casa Olimpia a scaricare un ottimo pallone sotto i vetri per Sanna, che trova il canestro che vale nuovamente il +4 per l'Olimpia. Il fallo adesso fischiato al numero 15 Jaime Cocco e dunque sarà rimessa dal fondo con 14 secondi da giocare per il Giulianova. Ci scusiamo sin da subito per gli appassionati del Giulianova che non hanno potuto seguire la seconda parte di questa diretta per qualche problema tecnico. Siamo però in grado adesso di raccontarla sino alla fine per capire che cosa potrà succedere. Il fallo ancora fischiato a Francesco Papa e si tratta del suo fallo personale numero 1, quindi primo fallo personale per Francesco Papa. 7 minuti da giocare, +4 per l'Olimpia, una pressione tutto campo, un po' quanto era successo nella prima fase in cui il Giulianova era riuscito a recuperare il gap di 13 punti. Sì, e intanto prova nuovamente ad allungare la difesa Giulianova. Qua ottima palla recuperata per la tripla di Gallerini che sbaglia. Qui si dimentica il tagliafuori Sanna, è molto abile Papa a strappargli il rimbalzo spizzando il pallone. Ancora Gallerini dopo l'errore ci riprova, secondo errore per lui e c'è ancora un fallo fischiato a Francesco Papa, secondo fallo personale in appena 2 minuti di gioco, anzi forse anche qualcosa di meno. Qua deve aver trattenuto, almeno così sembra l'interpretazione dei direttori di gara, l'avversario di turno a rimbalzo. Cocco, Sanna, c'è da superare questa difesa lunga del Giulianova, il press, gli aiuti difensivi da parte dei giocatori in maglia nero gialla rossa. La palla per Rudy Diner addirittura in contropiede, non può essere la
miglior giocata per il lungo del Giulianova, il fallo comunque fischiata da Davide Sanna e Caboni, coach dell'Olimpia, butta subito in campo Mastio, probabilmente proprio per Davide Sanna, perché a lui è stato fischiato il terzo fallo personale. Ancora Giulianova in attacco, ancora Gallerini, spalle a canestro, un po' troppo forzato, è bravo Mastio a rilanciare, a partire in contropiede, servito da Putignano, che in un primo momento sembrava non essersi accorto del compagno di squadra, poi invece la palla è arrivata nelle mani di Mastio. L'Olimpia è nuovamente in vantaggio di 6 lunghezze. Sacripante, Diner ancora da 3, tripla di Diner. Giulianova non muore mai, 45-42, 3 punti di ritardo, un solo possesso per la formazione abruzzese. Molto bravo Diner in questa circostanza, probabilmente sarà importante per Giulianova anche il fatto di trovare la sua fiducia al tiro da 3 punti. Putignano prova a rispondere da 3, carica in fretta il tiro, però è decisamente troppo teso. Gallerini, palla sotto ancora per Diner, tenta di servire l'assist per Francesco Papa, c'è in mezzo però la mano di Putignano, la palla è fuori, dunque avrà 16 secondi Giulianova per concludere l'azione. Rientra Daniele Soro, classe 1975, con la maglia numero 20 al posto di Ganguzza. Sacripante, 1 contro 1, tiene molto bene la difesa Jaime Cocco, ancora Gallerini, finta il tiro, gioca l'1 contro 1, va dentro, vediamo la lettura, fallo in attacco, secondo il direttore di gara. Roberto, cosa ne pensi? Sembra una chiamata corretta, sinceramente mi sembrava onesta, diciamo, la posizione di Mastio, che è andato a prendere posizione molto bene sulla penetrazione di Gallerini, che tra l'altro aveva fatto saltare in una maniera incredibile Villani sulla finta. Secondo me è una scelta corretta da parte del duo arbitrale. Giulianova che pecca nella pazienza e nella circolazione, perché la sensazione è che con un passaggio in più si possa riuscire ad arrivare a canestro più facile. Mastio, l'1 contro 1, molto bene anche qua la difesa. È una gara in cui comunque la differenza la stanno facendo le difese, molto attente, la conferma è anche il punteggio abbastanza basso. Adesso la tripla di Villani per il +6 Olimpia, 4,48 da giocare. Sacripante, la palla sotto per Diner, il fallo è di Soro. Il fallo è di Soro su Diner. Ancora una finta di Gallerini, che poi subisce il fallo di Villani, questa finta al tiro. Rimessa dunque dal fondo, anzi rimessa dal lato per la formazione del Giulianova. A 4 minuti e 39 da giocare. Nuovamente Davide Sanna in panchina al posto di Fabio Villani. Possesso di palla in rimessa, Andrea Pastore. Diner, ancora Pastore a chiamare il nuovo attacco. Gallerini, tutto passa dalle mani del bomber, che trova la tripla adesso, importantissima, perché ancora una volta con 2 triple dunque qualche minuto fa e adesso riavvicina a -3 la formazione abruzzese. Sacripante, scusate, Gallerini, autore di 14 punti personali. Scarico di Cocco per Sanna, gran bel canestro, ma soprattutto gran bell'assist dei 2 piccoli isolani. 50-45, 3 minuti e 58 da giocare. Sacripante, ancora Pastore, l'1 contro 1, arresto e tiro di Pastore, decisamente fuori misura, può ripartire Jaime Cocco. Mastio dall'angolo, tripla di Mastio. La precisione di Michele Mastio è un po' di tutta l'Olimpia, soprattutto da quell'angolino in questo momento del match. Riporta avanti la formazione cagliaritana di 8 lunghezze, 53-45, quando mancano 3 minuti e 24 secondi. Ancora Gallerini che accentra un po' troppo su di sé
le giocate. Adesso fosse uno scarico sarebbe la cosa migliore, no, Forza decide per il tiro, subisce però il fallo di Davide Sanna e probabilmente il quarto fallo di Davide Sanna, perché se non ricordo male Sanna era stato messo in panchina da Caboni proprio per aver raggiunto un pericoloso limite di fallo. Esce immediatamente il cecchino dell'Olimpia, al suo posto rientra Stefano Chessa, che presumibilmente avrà l'incarico proprio di limitare Gallerini. Sì, assolutamente, lo prenderà decisamente in consegna, è l'agente speciale, diciamo, designato a prendere in consegna spesso e volentieri i giocatori più forti delle altre squadre. Qua non me ne vogliano gli amici di Giulianova, probabilmente è stato un fischio un attimino generoso, mi sembrava corretta la posizione difensiva di Davide Sanna. Comunque Gallerini ne approfitta per ricucire ancora lo svantaggio. 5-3-4-7, 6 punti di ritardo. Qua stava per recuperare ancora l'Olimpia, ne esce fuori un vantaggio. Scusate, il Giulianova ne esce fuori un vantaggio per l'Olimpia, poi però la formazione ospite riesce a recuperare il pallone. Vediamo cosa è stato deciso dal direttore di gara. La palla è dell'Olimpia e l'Olimpia avrà 24 secondi, sembra un po' troppi. Vanno a confabulare le due giacchette grigie di questo quinto turno d'andata della Serie B maschile di basket. Girone C. Girone con tante informazioni laziali. Vediamo la protesta di coach Ernesto Francani, anche abbastanza viva e accesa. Cosa starà dicendo Francani al direttore di gara? No, è difficile sinceramente capire cosa sia successo. Francani lo vediamo sbracciarsi molto più composto, invece Beppe Caboni forse si è trovato un accordo, vedremo se probabilmente riguarda i secondi che saranno dati all'Olimpia per l'attacco, no forse perché rimangono 24, dunque si riprende con una rimessa di cui si incarica Michele Mastio, riprende il gioco. Cocco sfrutta il blocco di Soro, che poi prova ad occupare il pitturato, la palla invece rimane tra le mani di Mastio, la penetrazione di Mastio allunga il terzo tempo, subisce il fallo, o meglio fallo in attacco fischiato a Soro, probabilmente ha bloccato il ritorno difensivo del giocatore con la maglia numero 12, l'ha fatto in maniera irregolare e dunque la palla è nuovamente di Giulianova. 6 punti di ritardo per la formazione di coach Francani. C'è l'1 contro 1, Gallerini Chessa come avevamo previsto, la guardia di Chessa su Gallerini. Diner gioca a fronte a canestro, lo scarico è per Pastore, fa fatica Giulianova, davvero molto attenta alla difesa dell'Olimpia, un tiro lanciato alla belle meglio da Diner, che però trova una tripla importantissima. 53-50, da queste triple nascono poi grandissime imprese. Difesa furiosa dell'Olimpia, questa è una tripla di puro talento di Diner, che aveva la visuale completamente ostruita, sono usciti in due per cercare di insomma non fargli prendere questa tripla, lui ci è riuscito e l'ha mandata a bersaglio. Tanto sportellate ancora tra Soro e Diner, Soro prova ad allacciarsi un po' usando la sua esperienza, gli arbitri non ravvisano gli estremi per un fallo. Poteva tirare adesso con abilità Pastore, decide invece di scaricare per Diner. E c'è ancora un fallo per l'Olimpia, fischiato proprio su Diner. Il fallo è a Jaime Cocco, presumibilmente, dunque c'è comunque il time out chiamato immediatamente da Caboni. Il risultato è 53-50, 1:45 questa terza frazione ancora da giocare. I due tiri liberi di Rudy Diner per provare ad avvicinare il Giulianova a un solo punto di ritardo. Sono adesso 3, 53-50, poco meno di 2 minuti da giocare, 1:45. Il lungo del Giulianova, che finora ha messo a segno 16 punti, con un 3 su 4 da 3 punti, addirittura un bel 75%, un 3 su 4 anche ai liberi, ben 3 rimbalzi difensivi. Va dentro anche il secondo tiro libero, dunque ora Giulianova è a un solo punto di ritardo, dunque di fatto sarà presumibilmente un finale punto a punto
soprattutto perché l'Olimpia getta alle ortiche ancora un possesso per l'intesa Mastio-Angius. Angius gettato in campo in un momento delicatissimo del match. 1:36 da giocare, Giulianova ha nuovamente tra le mani il possesso che può valere il sorpasso. Pastore, passaggio lungo e fallo fischiato a Chessa, ha abbassato le mani Chessa. Ma secondo me qua invece c'era il fallo, perché Gallerini ha usato molto bene il fisico su Chessa. Insomma, notiamo anche abbastanza la differenza di statura tra i due. Chessa ha provato ad arrangiarsi in qualche modo, però secondo me questo era fallo. Insomma, ha fatto bene l'arbitro a concedere il fallo. Gallerini impatta, 53-53, 1 minuto e 25 da giocare. Il bomber Giulianova anche tra le mani il pallone del sorpasso. Alla fine di questa terza frazione va a segno il bottino personale di Gallerini, 19 punti, quindi si avvicina al ventello il confermatissimo esterno del Giulianova, la sua terza stagione. Come vedete l'Olimpia continua a buttare palloni, Giulianova deve essere brava in questo caso ad approfittarne. Adesso qui salta una posizione, il giocatore cagliaritano, la palla non arriva tra le mani di nessuno, c'è l'incitamento dei compagni di squadra. Gallerini, è entrato intanto il numero 10 Giovanni Menilli, classe 1994, 185 cm, sacripante, bravissimo, esperto, un canestro davvero d'esperienza, allunga il braccio e appoggia per il +6 Giulianova, 46 secondi. Il fallo adesso è fischiato a Rudy Diner che trattiene Daniele Soro. È il primo fallo personale di Rudy Diner, entra al suo posto il numero 4 Mirko Gloria. Dimenticato in panchina Puggioni, che invece si alza per incitare i compagni. Come leggi questa scelta di Caboni? Probabilmente è un giocatore che deve ancora inserirsi al meglio, insomma, in quelle che sono le situazioni di gioco dell'Olimpia. Intanto volevo sottolineare una scelta abbastanza coraggiosa di Beppe Caboni, cioè quella di inserire come playmaker Edoardo Angius in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista tattico, anche perché Giulianova cerca sempre di pressare sugli esterni e sul portatore di palla. Vedremo come se la caverà questo giocatore, che lo ricordiamo è del 1997, credo il più giovane in campo oggi. Intanto Giulianova non sfrutta al meglio un altro possesso e dunque l'Olimpia può ripartire con 19 secondi da giocare, 15 per chiudere il possesso li hanno i cagliaritani. Ancora Angius, l'1 contro 1, l'arresto e tiro, il pallone è corto, recupera Sacripante e Angius poi commette il più veniale degli errori, quello tipico della giovanetà. Si può sbagliare un canestro, ma quello che non bisogna fare è poi per la stizza andare a recuperare, a provare a recuperare il pallone e poi commettere fallo, soprattutto in un momento così delicato che porta Sacripante in lunetta per altri 2 tiri liberi che potrebbero portare il Giulianova avanti alla fine di questa terza frazione di ben 5 lunghezze. Sacripanti però non mette dentro il primo dei 2 tiri liberi. Playmaker del 1988, classe 183 cm, sbaglia anche il secondo, non era al meglio. Soro a 4 secondi dalla fine prova la tripla, c'era forse anche il tempo per giocare meglio questo pallone, ci prova anche il Giulianova, dunque si chiude anche questa terza frazione col Giulianova che mette la freccia e chiude avanti di 3 lunghezze, 56-53. Ultimi 10 minuti di Olimpia Giulianova, risultato 56-53 più 3 punti per la formazione abruzzese. Abbiamo sottolineato prima il coraggio di Caboni di affidarsi alla regia di Edoardo Angius, avendo in panchina Jaime Cocco, ma soprattutto potendo anche confidare sulla possibilità di utilizzare anche Villani in cabina di regia o magari la coppia Sanna e Villani insieme, anche se ricordiamo Sanna ha 4 falli personali.
Sì, probabilmente coach Caboni vuole tenere queste risorse per il finale di partita. Andrews sta rispondendo bene, secondo me sta facendo il possibile. Vediamo che Sacripante può vantare 9 anni in più di lui, sta cercando di mettergli molto spesso pressione, la cosa si sta facendo sentire. Tanto molto sfortunato Ganguzza qui. Ancora il possesso con Giulianova, con Sacripante. Il pallone è per il numero 12 Papa. Nella gabbia dei giocatori in maglia bianco-verde c'è il fallo di Ganguzza. Un fallo di reazione palese, l'abbiamo visto noi, forse non si sono accorti i direttori di gara. Il fallo di Ganguzza che ha sgomitato volontariamente sul numero 10 Giovanni Menilli. Mastio, ancora Angius, un po' ferma l'Olimpia in questo momento, sta un po' agevolando la difesa di Giulianova, una difesa molto intensa. La palla ancora per Angius, palla per Putignano, è molto lontano dall'area Putignano, la scelta è quella di giocare a spalla canestro, ancora lo scarico per Angius, deve cercare, trovare il tiro e trova la tripla. Tra la gioia dei tifosi, 56 pari, Olimpia impatta a 8 minuti e 55. Sacripanti intanto la penetrazione, Villani che spinge, la palla è lunga per Mastio, ancora la palla per Putignano, l'1 contro 1, poteva cercare lo scarico verso Villani, sceglie invece di alzare la parabola e trovare la via del canestro. Mirko Gloria, la palla arriva su Sacripanti, in campo tanti giovani, Giovanni Menilli, la palla è sotto ancora per Gloria, coraggiosa dicevamo, non solo quella di Angios ma forse ancora di più è la scelta di coach Ernesto Francani di lasciare a riposo il quintetto titolare e affidarsi in questa fase iniziale della quarta frazione ai suoi giovanissimi. Il fallo di Putignano per l'Olimpia. Sì, una fase molto accesa della partita dove forse si stanno anche un po' riscaldando gli animi, si usano molto le braccia in difesa, a volte anche i gomiti, come nel caso di Ganguzza prima. Qua Putignano ha cercato di fermare un attimino questa situazione spendendo un fallo. Matera Mastio, ma tutto regolare per i direttori di gara, l'1 contro 1 è di Gallerini. E ancora un fallo, un'Olimpia che sta peccando in tanti falli personali che poi inesorabilmente porteranno la squadra in bonus e dunque creeranno qualche problema nella parte finale del match. Molto nervoso Ganguzza, la cosa non è diciamo, una grande notizia per l'Olimpia perché c'è bisogno della sua lucidità, probabilmente è il momento forse di concedere qualche minuto a Stefano Puggioni in questa fase della partita. Coach Francani concede invece qualche minuto sì, ma di riposo a Sacripante. Al suo posto entra Stefano Cianella con la maglia numero 7. Palla sotto per Gloria. La palla è toccata da Jonathan Putignano, dunque sarà ancora possesso per Giulianova. Gioca l'1 contro 1 Papa, è forzato, subisce il fallo di Putignano e fallo personale, mani nei capelli per il giocatore con la maglia numero 8 dell'Olimpia. Il risultato è 56 pari, 7:36 da giocare. Siete su directasport.it, la web tv isolana dedicata agli eventi sportivi regionali. Le immagini sono di Antonio Carta, la parte tecnica Francesco Piras per questa quinta giornata di andata della Serie B maschile nazionale di basket. In campo la formazione dell'Olimpia Cagliari e quella del Giulianova. 7 minuti e 36 da giocare, operazioni per asciugare il parquet di gioco del Palla Rockefeller. ...14 secondi da giocare per la Globo Giulianova. Cianella
Adesso invece il giocatore con la maglia numero 10 Menilli, quindi tanti giovani, gli ex Roseto Shark, la tripla addirittura di Gallerini, era fuori equilibrio senza neppure palleggiare. Angius a far ripartire il possesso, cresce l'incitamento del pubblico cagliaritano. Sta partendo anche il grido Olimpia Olimpia. Putignano subisce il fallo da dietro del numero 12 Francesco Papa e dunque Putignano andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Buona iniziativa di Putignano che ha preso la linea di fondo sfruttando un primo passo forse migliore rispetto a quello di Papa, si è guadagnato con molta caparbietà questi 2 tiri liberi, dovrà cercare anche magari di migliorare, di cercare di segnare il secondo tiro libero, perché a questo punto della partita ogni punto può essere fondamentale per l'Olimpia. Ancora Cianella, ricordiamo Sagripante in panchina. Il blocco è portato da Gloria, si gioca una parte molto fisica della gara, molto atletica della gara, tanti errori, probabilmente il coach Francani sta iniziando a pensare di modificare il quintetto per questa fase finale del match che vede la formazione cagliaritana avanti di una lunghezza 57-56. Putignano, Angius, autore prima di una tripla, Putignano, pallone lungo, pallone gettato fuori dal campo, scarsa intesa, Angius Putignano. Menili lunetta, c'è la pressione difensiva a tutto campo anche dell'Olimpia. Sarà un finale punto a punto, ne mancano ancora 6 minuti e 35 secondi però. Ancora Cianella. Per linee orizzontali fatica a trovare la verticalizzazione questa Olimpia, salta Angius sulla finta di Cianella, non va la tripla, recupera però il rimbalzo, il playmaker dell'Olimpia spinge il contropiede, comunque gioca in velocità l'Olimpia con Putignano, è forzato, recupera ancora Cianella, c'è un sovrannumero, un 4 contro 2 per Giulianova, scarica sotto, il rimorchio è di Gloria che subisce il fallo di Mastio e dunque avrà 2 tiri liberi. Intanto primo cambio per Francani che ricostruisce pian pianino, probabilmente così farà il quintetto iniziale, entra Andrea Pastore con la maglia numero 21, torna a sedere in panchina il numero 10 Giovanni Menilli. Gloria per i 2 tiri liberi, non va il primo, litiga col ferro, doppio rimbalzo, la palla esce fuori. A 6 minuti e 05 Gloria ha il pallone del pareggio, ma è corto questa volta, il rimbalzo però offensivo con Putignano che dimentica il tagliafuori ancora di Giulianova con Gallerini. Le squadre sono stanche e c'è poca lucidità in questo momento. Sì, assolutamente, abbiamo visto da una parte Putignano prendere un'iniziativa abbastanza avventata e anche qui Giulianova non ha avuto la pazienza di costruire magari una conclusione ad alta percentuale. Credo che vedremo le situazioni simili fino alla fine, qui l'Olimpia invece sfrutta il talento di Michele Mastio che torna a segnare, +3 Olimpia. 5-9-5-6, 5 minuti e 35, si fa caldissimo il Pala Rockefeller. In realtà il pubblico cagliaritano dimostra di non essere caldissimo nei confronti di quella che è di fatto la seconda realtà cestistica isolana dopo la spettacolare Dinamo Sassari che viaggia a punteggio pieno in campionato e che quest'anno sta anche vivendo la magia dell'Eurolega. Eccoli qua, Rudy Diner con la maglia numero 9, il quintetto titolare, e entra anche il numero 6 Angel Pira, schierato nello starting 5 a sorpresa da coach Francani in questo match. La palla adesso è di Pastore, la penetrazione di Angel Pira, il fallo difensivo fischiato a Mastio che questa volta non si lamenta, e se non si lamenta Mastia è fallo tutta la vita. Sì, assolutamente, qua ha visto benissimo l'arbitro, era fallo della difesa, non c'erano assolutamente i margini per reclamare in questo caso un fallo di sfondamento, dunque andrà in lunetta il numero 6 di Giulianova. E in panchina ancora Danilo Gallerini, sarà utilizzato negli ultimi minuti di questo match il bomber del Giulianova che ha messo a segno 21 punti personali, 20 Rudy Diner, in doppia cifra anche Francesco Papa con 11 punti. Dall'altra parte in casa Olimpia 13 punti per Ganguzza e 11 punti per Fabio Villani.
che però adesso siede in panchina. Sbaglia il primo dei due tiri liberi Angel Pira. Assegna invece il secondo per il -2 Giulianova, 5 minuti e 17 secondi da giocare. Ganguzza, Mastio, palla per Davide Sanna che fa riniziare i giochi. Finta la penetrazione, poi invece esita. Pallone per Ganguzza che appoggia di prepotenza a tabellone per nuovamente il +4 Olimpia. Qua per poco non perde il pallone Papa. Cianella scarica per Pastore, non trova la tripla Pastore, il rimbalzo è con l'aiuto di Ganguzza di Villani, contropiede Olimpia. Mastio subisce il fallo, è antisportivo il fallo su Mastia, ultimo uomo, era canestro sicuro. Il fallo è del numero 21 Andrea Pastore. E in questo che di fatto è il momento più caldo del match, con la formazione cagliaritana avanti di 4 lunghezze, e c'è il time out immediatamente chiamato da coach Francani. Due tiri liberi dunque, più possesso per Michele Mastio, potrebbero essere due canestri importantissimi. Dentro il primo dei due tiri liberi, 6-3, 5-7, +6 Olimpia. Dentro anche il secondo del numero 9 bianco-verde e palla per Fabio Villani sulla linea di metà campo. 6-3, 5-7, +6. Ancora pallone per Mastio, l'1 contro 1. Si rinizia da Putignano, ancora una penetrazione. Giulianova tiene bene le penetrazioni. Putignano trova il canestro, arresto e tiro in faccia su Francesco Papa. Ancora Giulianova in attacco con Diner, con Gallerini in panchina. Il 3 contro 2, 2 contro 2 perché cade per terra Villani. La palla è ancora nelle mani dei giocatori dell'Olimpia che però poi la perdono. Sfugge a Davide Sanna. Eccolo qua in campo Danilo Gallerini e il playmaker, il numero 8 Giuseppe Sacripante, a ricostruire il quintetto titolare a disposizione di coach Francani per provare l'assedio in questi ultimi 3 minuti e 50, perché ci sono 8 punti da recuperare per Giulianova. Stanno saltando un po' gli schemi, forse l'Olimpia ha troppa frenesia di chiudere. Giulianova dal canto suo non ci sta provando forse fino a questo momento nella maniera giusta, è ancora in partita, ma non può permettersi di buttare dei palloni come questo. L'Olimpia può correre in contropiede qua con Fabio Villani, qualche patema d'animo, però guadagna il +10 l'Olimpia, 57-67. Giulianova che sembra anche un po' stanca in questa fase finale, detto tu. Non sta attaccando nella maniera migliore, scarsa lucidità. Il fallo adesso di Ganguzza su Rudy Diner, che dunque porterà il lungo di Giulianova in lunetta. 10 punti a 3 minuti e 18 sono un buon bottino da conservare, ma certamente non possono garantire la sicurezza. Assolutamente sì, Giulianova è viva, non è uscita dalla partita. A testimonianza anche di questo fatto c'è la buona iniziativa di Rudy Diner, che ha giocato molto bene col perno contro Ganguzza, che è stato costretto a fermarlo in maniera fallosa. Va dentro il primo dei due tiri liberi di Rudy Diner, dentro anche il secondo. C'è il pressing del Giulianova che ha dato più volte buoni risultati in questo match, e infatti anche adesso l'Olimpia regala il possesso alla formazione abruzzese, che non può sbagliare, invece fallisce questo tiro troppo a fretta per Sacripante. C'è il fallo fischiato al numero 6, c'è Angel Pira.
Si tratta del quarto fallo personale dell'esterno di nazionalità italiana ma nato in Albania, un classe 1993, 193 cm, Olimpia, con 3 minuti da giocare, 8 punti da conservare come vantaggio. Difesa a tutto campo del Giulianova. La palla però arriva con tranquillità nelle mani di Davide Sanna. C'è il raddoppio e recupera ancora Giulianova, che ha un merito, quello di attaccare l'attacco, scusate il bisticcio, cagliaritano non era migliore, sfruttando ben 2 volte questo recupero di palla. Adesso il fallo è fischiato Andrea Pastore, che avrà altri 2 tiri liberi che a cronometro fermo permetteranno di avvicinare, in caso di doppio centro, nuovamente in maniera pericolosa l'Olimpia. Molto bravo Pastore in questa lettura, direi anche abbastanza scontato il passaggio di Davide Sanna in quella situazione. Torna in campo Edoardo Angius. Davide Sanna anche nervoso, oggi l'abbiamo visto parlare anche adesso con gli arbitri. Francamente prendere un fallo tecnico a questo punto della partita sarebbe stato abbastanza, insomma, una cosa da condannare, forse, insomma. Beppe Cavoni non guarda la carta d'identità né in un senso né nell'altro, ributta dentro nella mischia Edoardo Angius, giovanissimo. Intanto coach Francani chiama ancora una volta il time out. Pastore dunque per 2 tiri liberi, 2 minuti e 52 da giocare. Entra tra i fischi il primo dei 2 tiri liberi. Giulianova viva, 7 punti di ritardo con poco meno di 3 minuti da giocare. Non va il secondo, il recupero al rimbalzo è di Mastio. Il raddoppio del Giulianova. Qua c'era un fallo decisamente chiaro. Troppa fretta per l'Olimpia e qua invece il fallo viene fischiato a Villani. Entrambe le squadre sono in bonus e dunque nuovamente in lunetta il Giulianova con 7 punti da recuperare a 2:34 da giocare. È la volta di Enschel Pira. Non va uno dei 2 tiri liberi. Tiri liberi importantissimi in questo momento del match. Dentro invece il secondo, a piccoli passi Giulianova rimane agganciato al match, 6 punti di ritardo, 6-7, 6-1, 2 minuti e 28 da giocare. Cresce l'intensità difensiva dell'Olimpia, ma certamente non attacca nel modo migliore la formazione di casa. Scusate, cresce l'intensità difensiva del Giulianova, dicevo, non attacca nel modo migliore la formazione di casa allenata da coach Beppe Cavoni. Si lamenta Diner, forse ha ragione per una piccola reazione di Ganguzza, ha usato un pochino il gomito nel tentativo di alleviare la pressione. È anche vero però che Diner probabilmente era andato un po' oltre in quel caso con la pressione, era andato un po' troppo alla ricerca del pallone, probabilmente poteva starci il fallo in quella circostanza.
Ancora proteste, non è stato d'accordo per diverse decisioni arbitrali in questo match Ernesto Francani. Proteste anche da parte del pubblico cagliaritano. La voce che sentite è quella di Puggioni che chiede giocala, giocala. Il fallo è fischiato a Gallerini, aggancia il braccio il numero 8 cagliaritano. E dunque andrà in lunetta Putignano per 2 tiri liberi. Olimpia vicinissima alla vittoria, alla prima vittoria stagionale, che coincide, o andrebbe a coincidere, col cambio in panchina Beppe Caboni per Simone Grandesso e con l'ingaggio di Stefano Puggioni. Putignano 2 su 2, 7-1-6-1, o meglio 6-9-6-1, più 8 per Olimpia. Gallerini tenta subito la tripla, è corto, recupera Putignano, 1 minuto e 55, il fallo è del Giulianova che adesso le tenterà tutte, entreremo nella giostra, è il fallo sistematico. Ancora in lunetta Jonathan Putignano. Sente il peso di questo pallone che dunque non finisce a canestro. Trova invece il secondo tiro personale Jonathan Putignano. 70-61 più 9 Olimpia, 1,53 da giocare. Bisogna accelerare l'offensiva per il Giulianova che però non è fortunata. Qui addirittura troppa fretta Gallerini, forse si poteva cercare un tiro un po' più in ritmo. Sì, assolutamente, una scelta un attimino avventata. Intanto c'è una situazione a rimbalzo, è stata concessa comunque la rimessa in campo per l'Olimpia. Angius è andato a rimbalzo, arrivava allo stesso tempo anche Pastore che ha cercato di soffiargli la palla ma non ci è riuscito. Ancora time out chiamato da coach Francani. Rimessa affidata al giovanissimo Angius. Pallone per Mastio, bisogna superare negli 8 secondi la metà campo. Ci riesce l'Olimpia. Pallone per Putignano. Ancora Angius, bisogna solo far girare la palla nei 24 secondi, se possibile non subendo fallo. 1,25, il fallo invece lo subisce Jaime Cocco ed è fischiato al numero 21 Andrea Pastore. Gara finita. Ma 1 minuto e 23 secondi sono ancora tanti, sinceramente le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia sono 9, secondo me c'è ancora insomma da sudare per l'Olimpia. Non va dentro, il primo dei 2 tiri liberi di Jaime Cocco. E non va neanche il secondo e dunque Pastore può far ripartire l'azione del Giulianova. Si incarta un po' l'esterno abruzzese, Diner, Gallerini, pallone per Sacripante, c'è la finta, forse subisce anche il fallo Diner e invece no, non è così, non riesce ad afferrare il pallone. Dunque poco più di un minuto e 6 secondi, l'Olimpia avanti di 9 lunghezze, dunque davvero adesso si avvicinano i festeggiamenti. L'Olimpia rompe il ghiaccio in questa sua prima Serie B nazionale, lo fa
con un triplice festeggiamento, quello che coincide con l'ingaggio di Beppe Caboni al posto di Simone Grandesso e di Stefano Puggioni, che peraltro non ha dato un particolare contributo a questo match. Mastio, pallone troppo lungo, Giulianova non ci sta e prova a spingere perché sono gli ultimi 40 secondi del match. Gallerini, sacripante, recupero di Jaime Cocco, a questo punto non c'è fretta, invece l'Olimpia accelera e il pallone per Angels che vale il vantaggio in doppia cifra, 72-61, 24 secondi da giocare. Diner, il fallo è fischiato a Mastio che aggancia in maniera plateale l'ala centro 34enne, 203 centimetri, e prende il via anche il grido Olimpia Olimpia. Cagliari non si smentisce, squadra che vince si applaude. Esattamente, è arrivata la prima vittoria, allora abbiamo dovuto aspettare 40 minuti per sentire il primo coro da parte del pubblico, però insomma va bene anche così, speriamo che dalle prossime occasioni insomma succeda più spesso. Cagliari dunque sale sul carro dei vincitori, come si usa dire in queste occasioni. Giulianova 20 secondi per ridurre il divario, lo fa con Diner che mette a segno uno dei due tiri liberi a disposizione, 6-2-7-2. 15 secondi da giocare, dunque non riesce invece a rompere il ghiaccio in trasferta il Giulianova, che incappa nella terza sconfitta esterna. Rimane dunque a quota 4 punti in classifica, centra invece il primo successo l'Olimpia, che era ultima in classifica in compagnia di Stella Azzurra Roma e Luis Roma. Invece rimane un tabù la trasferta per Giulianova, che aveva perso anche nelle altre due precedenti trasferte di questo campionato. Intanto Mastio va in lunetta per un fallo abbastanza duro di Diner, che ha voluto rendere il favore precedente a Mastio. Comunque la partita ha ben poco da dire ormai. E c'è il time out. La curiosità è sapere chi ha chiesto il time out, perché c'è il time out, un time out sostanzialmente inutile, perché mancano 8 secondi alla fine del match. Andremo ovviamente a catturare le impressioni dei protagonisti, sentiremo i due coach, andremo anche a cercare l'uomo partita. In casa Olimpia 21 punti, scusate, in casa Giulianova 21 punti di Gallerini, 23 di Diner, che però non sono bastati a regalare la prima vittoria esterna alla formazione allenata da coach Francani. Ancora un tentativo di tripla di Pastore, si chiude con questo deficitaria percentuale da 3 punti. Dunque Olimpia Cagliari, Globo Giulianova 85, quinto turno di andata della Serie B nazionale di basket, 7-4 Olimpia Cagliari, 6-2 Globo Giulianova 85. Il tabellino, abbiamo detto, i 23 punti di Rudy Diner, i 21 punti di Danilo Gallerini, gli 11 punti di Francesco Papa, sono i 3 giocatori andati in doppia cifra. Dall'altra parte invece troviamo i 13 punti di Fabio Villani, i 13 punti di Putignano e Mastio e i 15 punti di Daniele Ganguzza. Vediamo se riusciamo a prendere a caldo alcune impressioni da parte dei due coach. Con le immagini di Antonio Carta, che chiedo di seguire.
Iniziamo dal coach sconfitto, coach Francani, siamo in diretta streaming, diretta sport.it, un primo quarto complesso, siete però riusciti a recuperare una difesa allungata a tutto campo, rientrare decisamente in partita, trovare anche il sorpasso, poi cosa è successo? Siamo stancati a farlo a tutto campo, no? È successo, abbiamo fatto un ultimo quarto forse come il primo, 6 punti se non mi sbaglio, non so quando abbiamo fatto l'ultimo quarto. I ragazzi più grandi, diciamo così, Gallerini, Diner, sicuramente sono stancati, i ragazzi giovani forse alla fine sono venuti un po' a mancare, un po' di, come si dice, la palla che scotta la davano sempre e niente, abbiamo sbagliato tantissimi tiri liberi che hanno secondo me poi permesso a Cagliari di allungarla. Un roster un po' più lungo quello cagliaritano con l'ingresso di Puggioni che forse ha dato un po' di fiato, ha permesso di rifiatare un po' di più. Sì, ma loro a me piacciono, è una squadra che secondo me non merita affatto, lo sapevo, lo dicevo ai miei ragazzi, i 0 punti e sarà una squadra che secondo me lì sotto ci sarà ben poco. Per voi 4 punti cosa manca per conquistare questo primo traguardo lontano da casa? Ma manca proprio quello, il fatto che i ragazzi probabilmente fuori casa hanno ancora un po' troppi timori, però lo sapevamo, il progetto è questo, dobbiamo fare un po' le ossa con queste sconfitte sperando che capiscano che possono giocare bene anche fuori casa, più tranquilli, più sereni. La dimensione di Giulianova in questo torneo qual è? Ma è una squadra completamente giovane, quindi l'ambizione è quella di far crescere questi ragazzi, riuscire a fare penultimi per noi è importantissimo, ma soprattutto la missione primaria è quella di far sì che questi ragazzi crescano e crescano tanto. Grazie coach Francani, andiamo anche a catturare le considerazioni da parte del coach vincitore Beppe Caboni che in diretta streaming per direttasport.it rompe il ghiaccio alla prima sulla panchina dell'Olimpia dopo 8 anni nuovamente nel basket maschile con una vittoria. Certo che deve essere il punto di inizio di questa nuova mia avventura. Era una vittoria necessaria, importantissima proprio per, insomma, dopo il cambio di gestione tecnica, voglio dire, la cosa migliore sarebbe stata proprio partire con una vittoria molto più morale che tecnica, infatti penso si sia vista una bella collezione di schifezze sul campo, sul parquet, comunque la prendiamo veramente come avevamo tanto bisogno di cominciare così e adesso cerchiamo di segnare la strada giusta. Coach Francani, questa Olimpia è piaciuta e come? Un roster un po' più lungo, tu che squadra hai trovato? No, loro hanno una squadra, un progetto veramente interessante con un mix di giovani, molto giovani e 2 giocatori per questa categoria assoluti dei fuoriclasse come Diner e Gallerini. Mi sembra una squadra costruita con molto senso, ecco, vista la categoria, e credo che si leveranno veramente delle grandi soddisfazioni. Il tuo gruppo invece che gruppo hai trovato? Quando ci sono dei cambi, mi era già successo anche in passato, può essere normale avere una reazione umorale del genere come può essere vero l'esatto contrario. Il mio unico contatto con loro risale a ieri, oltre che oggi, quindi questa è una vittoria senz'altro della gestione precedente. I ragazzi però mi hanno dato idea di avere una gran voglia di vincere e anche una bella voglia di giocare insieme. Il resto provvederemo a migliorarlo cammin facendo. Grazie a Beppe Caboni. Si chiude dunque la diretta streaming con questa prima vittoria. L'Olimpia Cagliari rompe il ghiaccio nella Serie B nazionale girone C, batte la formazione del Globo Giulianova 85 per 74-62 con le immagini di Antonio Carta, la parte tecnica di Francesco Piras. L'appuntamento a voi tutti e per il prossimo appuntamento in diretta streaming online su